Tutto il mio nome completo, ma mi chiamano tutti Prince, quindi Di che origine sei? ghanese. Però sei italiano. Beh, a questo punto sì, ormai sono qua da 15-16 anni, quindi ormai italianizzato. Sei dovuto tornare dall'estero per riuscire a essere qui in questa fase finale. Avevo già le ferie prenotate, dovevo andare giù dopo 15 anni che non sono più tornato giù. E ho avuto la fortuna che mi hanno chiamato a fare questa bellissima rappresentativa e ho colto subito l'occasione, che ovviamente non è da tutti giocare questa partecipazione, quindi ho deciso, a mio dispiacere, spero fortuna, ringrazio per chi mi ha scelto di provare queste emozioni. Senti, ma tu sei qui da solo oppure con qualche fratello, qualche amico? Ma in Italia no, sono qua con i miei genitori, parenti, mamma, papà, ho due sorelle e due fratelli. E dove vivi? A Verona proprio, a San Martino, tutti un grande appartamento, stiamo bene. Senti, in che squadra giochi fuori da questa competizione, in che categoria? Eccellenza Team Santa Lucia Golosina. E abbiamo raggiunto i nostri obiettivi finendo appunto in quarta posizione, che per un punto o per altro non siamo riusciti a fare i play-out, i play-off, ma è andata bene, dai, ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Ascolta, tu ad ottobre non c'eri quando loro hanno fatto le qualificazioni, ti sei aggregato adesso, che squadra hai trovato, come ti trovi con questi nuovi compagni? Beh, ho dei compagni stupendi, sì, rido, scherzo e penso che è una delle cose più positive che ci sia in questo mondo, fare il gruppo, perché secondo me il gruppo è il punto forte di ogni squadra. Se tu non hai il gruppo, non fai compagnia, ridi, scherzi, mi sa che strade non puoi fare, quindi per me il gruppo è importantissimo. Ascolta, un'ultima cosa, che ruolo hai detto che giochi? Difensore centrale. Qualche gol di testa ogni tanto su calcio d'angolo? Ogni tanto la infilo là, ma sono pericoloso, quindi spero in questa competizione di almeno un gol almeno riuscire a fare anch'io.